E come l'appuntamento dal Ioibe con Gnovis dal Monte. Sabide ai 18 di dicembre il MUMI, che è il Museo della Migrazioni di Montevideo, alla tornata vierge in maniera ufficiale gli sportis dopo che ieri restadis sceradis per tanti tempo colpe la pandemia che ha pestato in maniera penge anche l'Uruguay e tutte le associazioni locali, stante che la famiglia Furlane di Montevideo che non ha potuto tirarsi ad una delle attività in presince. Dentro dal museo qualche sala è dedicata in maniera temporanea la storia dell'emigrazione di divenienza italiana in Uruguay, traverso la mostra di robis da migranti e l'illustrazione di qualche storia esemplare. Sui schermi vengono mostrati in continuazione le registrazioni preparate e presentate dalle associazioni di emigranti italiani più significativi e di questi anche la storica famiglia Furlane di Montevideo mettuta in peace dal 1944 e al MUMI all'estate proponuto un video di 30 minuti ideato e prodotto dal consigliere Attilio Dean della famiglia Furlane di Montevideo, dove che sono protagonisti i soci e i collaboratori dell'associazione. Allora, vi canto cut, dove che si fevele, diciamo che è nasciuta e si è sviluppata il processo dall'emigrazione Furlane verso l'Uruguay. Verso il 1600 si organizzarono attività di emigrazione temporanea con gruppi provenienti di diversi paesi. Queste attività consistevano in falla stagione. Gli uomini partivano in primavera e tornavano d'inverno. Di solito facevano lavori agricoli e in edilizia. Le donne restavano a cura della casa. Verso il 1860 sorse una nuova offerta di lavoro, l'emigrazione in America. Purtroppo questa sarebbe permanente e provocherebbe lo sradicamento delle famiglie friulane, che partivano senza sapere se tornerebbero qualche giorno. In particolare verso l'Argentina l'offerta fu molto allettante. Venivano offerti terreni e attrezzi agricoli. Verso quel destino partirono gruppi di coloni, lasciando città e paesi come testimoni del loro passaggio, come Colonia Carolla a Córdoba, Avellaneda Reconquista a Santa Fe o Resistencia nel Chaco. È significativo rilevare che questi primi emigrati friulani non sono italiani ma austriaci. Il dopoguerra della Grande Guerra spinge fuori a tanti italiani. In Uruguay i casi di emigrazione sono isolati prima della Grande Guerra, ma dopo aumentano notevolmente. L'emigrazione in Uruguay, in gruppi organizzati o coloni, avviene solo in 2 casi, ma entrambi falliscono. Da noi in Uruguay lo normale fu l'emigrazione individuale. Secondo la fortuna che provavano nel nuovo mondo, il resto della famiglia emigrava. In principio qui fu in modo casuale, giacché la maggior parte di loro voleva arrivare in Argentina. Col stabilirsi dei primi friulani si diffusero le notizie di che oltre a Brasile e Argentina l'Uruguay era una buona scelta. Con l'ascesa del fascismo in Italia ci fu anche l'emigrazione dei perseguitati dal regime, che si stabilirono in Uruguay riunendosi nella famiglia Furlane. La seconda guerra mondiale caccerà via una nuova generazione di friulani. Si veniva in queste terre chi aveva un riferimento familiare. E una settimana prima che albergessi il MUMI è stata organizzata la Gnot dai Museus e in che occasione la famiglia Furlane ha dato una dimostrazione di cemut che si prepara la polente Furlane, tornando a far vivi un ambiente tipicamente furlan con la chiavedale di famè, la chialderia e tutti in un curtil di fu dal museo. Il presidente della famiglia Furlane, Bernardo Zagner, ha cucinato il plat.
E anche per lo sgnotta le dut, con nuovi si tornano di domani di sera, sempre alle stesse ore. Mandi, arrivi 11.